È mercoledì 8 maggio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, stamattina ci occuperemo delle vicende che hanno provocato un po' di caos in casa Rai legate allo sciopero di qualche giorno fa, poi parleremo anche di disabilità e di cinema con Le stanze dei sogni, che è un docufilm. Scopriremo di cosa si tratta nel corso della nostra mattinata. Intanto però cominciamo subito con i fatti di cronaca, torniamo a occuparci della strage di Casteldaccia. Tra dolore, rabbia e anche denunce, gli operai morti sono scesi nella vasca per liberare la sonda di spurgo che era rimasta bloccata. Ricostruita la dinamica dell'incidente avvenuto nelle fogne, dopo ore di tentativi il tappo che impediva il lavoro di aspirazione è saltato ed una massa di liquami e gas ha investito e ucciso i lavoratori. Travolti da un'improvvisa ondata di liquami e gas provocata dal loro intervento per liberare la fognatura da un'ostruzione. E questa la ricostruzione che diventa ora dopo ora più certa sulle cause della strage di Casteldaccia. Emergono nuovi dettagli sulla dinamica dell'incidente. 3 operai della Quadrifoglio Group sono scesi nella prima stanza dell'impianto fognario per cercare di sbloccare la sonda di spurgo che era bloccata. Dopo ore di tentativi, all'improvviso il tappo di liquami che impediva il lavoro della sonda è saltato e una massa di liquami e gas li ha investiti, facendogli perdere i sensi. Gli operai sono precipitati nella vasca 3 metri più sotto. La ricostruzione spiega perché i lavoratori della società che gestiva la rete fognaria per AMAP in subappalto si trovassero nell'impianto e non in superficie come prevedeva il contratto. Vedendo che i primi 3 operai non risalivano, sono scesi altri 3 colleghi, tra cui Giuseppe La Barbera, l'interinale che aveva mansioni di accertatore. Intanto il gas killer era risalito e li ha investiti uccidendo Epifanio Alsazia, 71 anni, il contitolare della ditta Quadrifoglio, Giuseppe Miraglia, 47 anni, Roberto Raneri, di 51, Ignazio Giordano, di 57 anni e appunto Giuseppe La Barbera, l'operaio più giovane. Un sesto operaio, Domenico Viola, 62enne, di Partinico, lotta invece tra la vita e la morte, in terapia intensiva, intubato e in ventilazione per il gravissimo distress respiratorio. All'ospedale di Termini Imerese invece sono ricoverati 3 operai scampati alla strage. Uno di loro dice: ho sentito una voce che gridava aiuto, aiuto, venite qua e mi sono avvicinato. Non era la prima volta che intervenivamo, già in altre 2 occasioni abbiamo lavorato lì e non c'era questa situazione, stavolta è accaduto qualcosa. I figli di Ignazio Giordano, l'altro operaio deceduto, invece chiedono giustizia. Vogliamo capire da dove è arrivato questo gas che ha ucciso nostro padre. Sappiamo che è stato tra gli ultimi a scendere nel pozzetto e che aveva tentato di aiutare gli altri. Di certo sappiamo che è morto da eroe. Sul fronte dell'inchiesta sono stati posti i sigilli alla sede della Quadrifoglio Group in via Milano a Partinico, ascoltato a lungo il direttore dei lavori. L'attenzione non è più sui dispositivi di sicurezza mancanti, visto che non era prevista la discesa in sotterranea, piuttosto bisognerà capire a chi ha preso la decisione di intervenire dal basso in difformità, come avete sentito anche dal servizio all'appalto, scelta poi che è risultata fatale. E ora parliamo di siccità. È stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, come saprete, in arrivo un finanziamento da 20 milioni di euro per interventi urgenti, ma gli agricoltori si sentono presi in giro dalla politica e sono pronti anche a delle proteste eclatanti. Nuove autobotti per i comuni in difficoltà e trivellazione, rigenerazione o riattivazione dei pozzi. Sono alcuni degli interventi a breve termine disposti dal Consiglio dei Ministri, che ha deliberato lo stato di emergenza idrica in Sicilia per un anno. Nei prossimi mesi potrebbero essere riattivati anche i dissalatori di Porto Empedocle e Trapani. Stanziati 20 milioni di euro, che potranno essere incrementati. Se il presidente della regione Schifani plaude al governo, agricoltori e allevatori la pensano diversamente. I soldi che sono stanziati, questi 20 milioni di euro, sono per la crisi idrica e non per l'agricoltura. C'è qualcosa che si vuol far confusione, perché
La siccità non è la crisi idrica, è anche la crisi idrica, ma la siccità è un'altra cosa, la siccità comprende tutto. Invece i 20 milioni che sono stati stanziati per l'acqua che non arriva nelle città. Per loro servono interventi concreti mirati al comparto. Continuando così, dicono, tante aziende chiuderanno i battenti. In vista delle europee, molti gli incontri con i politici, ma si sentono presi in giro. Tutti i nostri politici continuano a fare campagna elettorale e ci dicono poi vedremo, ma poi l'agricoltura non può aspettare. Nelle ultime settimane i trattori hanno lasciato le strade delle città, ma già a breve potrebbero tornare le proteste, questa volta molto più eclatanti. E non con i presidi a norma di legge, ma qua, visto che la legge non ci ascolta nessuno, dobbiamo per forza, siamo costretti a non rispettarla più. E mentre si combatte, come avete sentito, l'emergenza idrica, a Catania l'acqua si disperde a Librino. Cittadini esasperati hanno addirittura realizzato una mini diga ed un singolare tracciato per deviare il flusso. Sono i paradossi di questa terra. Mentre in Sicilia manca l'acqua e il governo decreta lo stato d'emergenza nazionale, a Catania l'acqua si disperde. Esce copiosa e da più punti dalle palazzine di Viale Moncada 16 a Librino fino ad arrivare quasi nel piazzale dell'Istituto Comprensivo Fontana Rossa. In una terra assetata e con migliaia di siciliani senza acqua sembra davvero una beffa o uno scherzo. Purtroppo è tutto vero. I residenti della zona, esasperati, hanno addirittura cercato di deviare il corso dell'acqua che altrimenti rischierebbe di finire nei pressi di una cabina elettrica sotterranea. Non sanno più a chi rivolgersi, sono sfiduciati anche perché non ricevono risposte. È da più di un mese che cerchiamo di contattare la Sidra e oggi finalmente ci hanno risposto. Appena hanno sentito Librino hanno attaccato il telefono, non so perché. E poi dicono che in Sicilia manca l'acqua e qua la disperdiamo l'acqua. Qua non siamo cittadini di serie B a Librino. L'acqua che, vedete, finisce a valle attraversando un percorso pedonale scivoloso e pieno di insetti. Non certo una passeggiata di salute. Adesso andiamo a sentire, a leggere assieme a Emanuela Corsi i fatti più importanti presenti sulle principali testate regionali. Sì, intanto c'è in primo piano la strage di Casteldaccia. Prima di andare alle testate regionali vi faccio vedere Angelo anche il Corriere della Sera, che naturalmente parla di questa notizia. Insomma, si fanno delle indagini, ci sono delle inchieste in corso per capire che cosa sia successo. Il tappo saltato dalla conduttura, così il gas ha soffocato gli operai. Casteldaccia, l'appalto non prevedeva lavori dentro le fogne, indagine sull'autorizzazione. E poi vediamo anche Repubblica. Ecco qui, non dovevano scendere nella fogna, giallo sulla via libera ai 5 operai. Casteldaccia, secondo alcuni testimoni, l'ok è venuto dalla direzione lavori, non erano equipaggiati né preparati per quel lavoro e li ha uccisi il gas. Qui ci sono anche le tappe del dramma. Alle 8 fallisce la sonda, la squadra inizia a tentare lo spurgo dal tombino, non ci riesce, quindi scendono in 3. Alle 10 si calano altri 3, il primo gruppo sceso, forse dopo l'ok dell'AMAP non ce la fa, allora scendono altri 3 operai e poi alle 13:30 la tragedia. I 3 che si trovavano a 6 metri di profondità muoiono investiti dai liquami e gas. Altri 2 nel tentativo di salvare i compagni. L'allarme è stato lanciato alle 13:48, un sopravvissuto appunto chiama i soccorsi, i soccorritori trovano un operaio vivo, lotta ancora tra la vita e la morte. E poi c'è il tema dei subappalti, ancora una volta, dopo queste tragedie che capitano appunto nei cantieri, nei luoghi di lavoro. Ecco, si parla di questa impresa di Partinicola Quadrifoglio, subappalti e incarichi a pioggia, tutti i misteri della ditta edile. La SRL con 16 dipendenti aveva perso la gara, però ha preso ugualmente la commessa dai vincitori, che sarebbe in questo caso la TEC. Quindi a quella gara, leggiamo, la Quadrifoglio aveva partecipato senza successo, salvo poi rientrare con un subappalto ottenuto dalla TEC. Questo è quello che succede appunto in questo vortice, in questo mondo che non è forse regolamentato correttamente, appunto dei subappalti, dentro il quale spesso accadono queste tragedie. Andiamo a vedere adesso
La Repubblica Palermo, ecco qui la prima pagina, urla del silenzio, Palermo tappezzata di striscioni, operai in piazza dopo la strage di Casteldaccia, basta morti sul lavoro, sciopero contro gli appalti, le indagini stringono su chi ha deciso di far scendere la squadra nella vasca. Ci sono anche le parole del presidente Cracolici dell'antimafia, regione distratta sui ricatti del lavoro, e poi il reportage lacrime e rabbia, Ballarò onora Pino. Pino era il più giovane dei 5 operai, anzi dei 6 dobbiamo dire operai appunto, che facevano parte di questa squadra. Ci sono altre notizie. Come abbiamo sentito, l'emergenza siccità, pochi soldi da Roma e 60 autobotti per l'allarme acqua, e ancora invece per quanto riguarda le prossime europee, epurazioni e strigliate, l'ira funesta di Cateno De Luca, ma la lista non sfonda. Andiamo a vedere all'interno, quindi in primo piano appunto la tragedia sul lavoro, i tombini, l'intoppo, la scelta sbagliata, la strage nella vasca, minuto per minuto gli investigatori ripercorrono le fasi dell'incidente costato la vita a 5 operai. I sindacati parlano di morti annunciate e già nella notte spuntano striscioni di protesta. E come abbiamo visto, insomma, la sonda non è riuscita a liberare la fogna da un tappo, la squadra si è calata giù, dopo 3 ore di tentativi arriva il fiume di melma e gas. Come dicevamo, Cracolici interviene su questo tema, il ricatto del lavoro, ce n'è poco e si accetta tutto, governi distratti, imprese impunite. L'impegno di Schifani a reclutare più ispettori spesso mi fa tenerezza, sono queste appunto le sue parole, non sa come funziona la macchina amministrativa. Nella gran parte dei subappalti nessuno è responsabile di nulla, il governo non c'è, fare opposizione è come dare pugni al vento. E qui vediamo ancora altre immagini di questa protesta ieri di Palermo. Molti cantieri di Palermo si sono fermati, centinaia di edili si radunano davanti alla prefettura, si riapre il tavolo su salute e sicurezza. E poi Ballarò, il quartiere di Palermo, che piange la fine appunto di Pino. Botteghe chiuse e Rione in lutto. La famiglia La Barbera da decenni gestisce una rivendita di bombole nel quartiere, dove ieri c'erano lacrime di commozione. Il 28enne, padre di 2 figli, morto a Casteldaccia, era felice perché da poco era diventato, pensa, un dipendente dell'AMAP. E poi invece Partinico, che si interroga sulla tragedia di un'intera comunità, sigilli e perquisizioni alla Quadrifoglio, proprio questa ditta che aveva preso questo subappalto. I figli di Giordano, non era imprudente, vogliamo la verità. L'altro tema che dicevamo è quello dell'emergenza idrica, in arrivo 60 autobotti, solo interventi tampone coi fondi statali. C'è molta delusione per quanto è stato stanziato dal governo regionale alla Sicilia, a fronte insomma di una richiesta di 170 milioni circa. Complessivamente ne sono stati stanziati soltanto 20, appunto garantiti dal governo Meloni. Basteranno solo per 200 pozzi, trivellazioni e sorgenti, quindi appunto interventi tampone. Poi dicevamo questa strigliata di Cateno De Luca, l'ira funesta appunto di De Luca che si abbatte sul partito, ma la lista non sfonda, e risponde Basile, sindaco di Messina, che minimizza lo scontro e dice una chiamata alle armi. Il leader di Sud Chiama Nord vuole la testa di assessori e presidenti delle municipalizzate. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, che dedica proprio a questo tema l'apertura, diktat di De Luca sulla giunta Basile, clamorosa presa di posizione appunto del leader di Sud Chiama Nord, chi non fa campagna elettorale si dimetta dagli incarichi, queste le parole appunto di De Luca, ma il sindaco di Messina frena sul rimpasto, stiamo amministrando bene. Restiamo a Messina. Vediamo questa fotonotizia nel taglio centrale, la restituzione dell'ex fiera, il vero evento dell'estate, sopralluogo della commissione comunale sul lungomare di
Messina. Ci sono altre notizie, chiaramente la tragedia sul lavoro, qua di spalla, i 5 morti a Casteldaccia, chiarire ruoli e responsabilità, e poi un'altra notizia in primo piano che troveremo sulle prime pagine soprattutto dei quotidiani nazionali, cioè il caso che ha travolto la regione Liguria, corruzione, arrestato il governatore ligure Toti, al suo comitato elettorale sarebbero andati 74.000 euro in cambio di favori politici. L'avvocato può spiegare tutto. 10 le misure cautelari, al vaglio affari e movimenti, terremoto nel centro-destra. Gruber Mentana, scambio di veleni, tempi e modi. Ecco, vediamo i due, il direttore naturalmente del TG di La 7 e la conduttrice giornalista Lilli Gruber, che hanno avuto un battibecco a proposito di ritardi. Insomma, ha sforato Mentana e quindi la Gruber ha preso la linea più tardi, e diciamo che questo ha dato il via alla scintilla. Poi vediamo altre notizie per quanto riguarda invece la politica nazionale, internazionale, dalle folli minacce di Putin alla necessità di riformare l'ONU, il discorso di Mattarella che ieri era a New York, e poi Israele che controlla il valico di Rafah, la trattativa resta ferma, negoziatori di Tel Aviv al Cairo, ma la proposta di Hamas è inaccettabile, chiuso il passaggio sia a Erez che a Kerem Shalom, Stati Uniti e ONU, timori e appelli. Andiamo a vedere all'interno qualche approfondimento. Uccisi da una bomba di gas, questa è la notizia appunto sulla strage di Casteldaccia, 3 lavoratori investiti dall'onda d'urto, altri 2 morti per tentare i soccorsi. Aperta l'inchiesta che ipotizza il reato di omicidio colposo plurimo. E poi c'è un sopravvissuto, dicevamo, a questa strage, l'operaio sopravvissuto però è in condizioni disperate, si trova al Policlinico di Palermo. Ho calato la corda ma nessuno l'ha presa, il disperato tentativo di salvare i compagni si è infranto nel vuoto. Andiamo al giornale di Sicilia e qui appunto vediamo, non dovevano essere lì. Questo è il titolo di apertura. Sulla strage di Casteldaccia si indaga per omicidio colposo plurimo, il primo a calarsi senza protezione, il contitolare dell'impresa, poi gli altri. Il tentativo di sbloccare la sonda di spurgo, il tappo di liquami che salta all'improvviso, il gas letale, l'ipotesi dell'imprudenza sulla tragica sorte dei 5 operai. E poi altre notizie legate naturalmente a questo tema, il ferito è ancora gravissimo, i parenti delle vittime che chiedono giustizia. Franco Bartolone era il 10° della squadra, il drammatico racconto di uno dei sopravvissuti che ha detto: ho visto che cadevano come birilli, e qui vediamo appunto il luogo dove l'area è stata posta sotto sequestro dalle forze dell'ordine. C'è ancora il mezzo che doveva occuparsi appunto di queste operazioni. E poi il giovane di Ballarò che era scampato, pensa, ad una sparatoria da bimbo, la morte invece l'ha preso ora. Questo è il racconto che fa oggi il giornale di Sicilia. Ma poi chiaramente c'è la rabbia dei sindacati e dei lavoratori, manifestazione alla prefettura di Palermo, e il cordoglio della Chiesa dopo questa ennesima tragedia. I vescovi siciliani parlano di una sconfitta sociale, esprimono profonda tristezza i presuli di Palermo, Cefalù e Trapani, necessaria una sicurezza maggiore. E poi un'intervista a Andrea Pace, che è ordinario di chimica a Palermo, situazione a rischio, hanno sottovalutato, ci volevano le maschere antigas, nell'aria sostanze letali senza odore. Ci fermiamo qui oppure abbiamo ancora da leggere la prima pagina anche... Abbiamo anche la Sicilia, perdonami, sì. Allora andiamo avanti, vediamo uccisi dal gas e da tragici errori, gli operai non dovevano essere lì, quindi la strage di Casteldaccia in primo piano anche sulla Sicilia tra dolore, rabbia e denuncia. E poi altre notizie, bufera corruzione, Toti ai domiciliari, come abbiamo detto lo vedremo meglio tra poco, e core di Zaki, scrive la Sicilia con questa fotonotizia dedicata allo studente egiziano che è stato liberato diversi mesi fa, presente all'Ateneo di Enna, ecco, simbolo di libertà, una lezione sui diritti.
Bene, grazie allora Emanuela per questo primo segmento di rassegna stampa dedicato ai fatti regionali. Non solo, abbiamo intravisto anche alcune delle notizie che fra poco caratterizzeranno le prime pagine dei quotidiani nazionali. Ci fermiamo qui, fra pochissimo torniamo insieme a voi. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, torniamo allora alle prime pagine dei quotidiani, stavolta sono quelli nazionali. Manuela. Sì, partiamo naturalmente dal secolo XIX, il quotidiano appunto ligure di Genova, perché il fatto in primo piano è proprio questo arresto del governatore ligure Toti, Giovanni Toti. Liguria decapitata, questo è il titolo. Il presidente della regione agli arresti nella sua casa di Amelia, sospeso dalla carica, ipotesi al vice Piana, i poteri al vice Piana. L'avvocato del governatore può spiegare tutto e lui fa sapere però non mi dimetto. Accuse di corruzione e voto di scambio, ai domiciliari anche il capo di gabinetto Cozzani, misure cautelari per l'imprenditore portuale Aldo Spinelli, in carcere invece l'amministratore delegato di Iren Signorini. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, anche qui il titolo in primo piano: arrestato Toti, shock in Liguria. Corruzione, sotto accusa anche Spinelli e l'ex capo dei porti Signorini. Nordio perplesso dai tempi. Il governatore ai domiciliari dice: sono tranquillo, l'intercettazione, la pratica di tuo figlio è ok. Fratelli d'Italia non escluso però il ritorno al voto, mentre lui dice non mi dimetto, però Fratelli d'Italia starebbe valutando l'ipotesi di ritornare alle urne appunto per quanto riguarda il governo regionale in Liguria. Altre notizie correlate: la parabola del presidente, sono dentro un incubo le due elezioni, le ambizioni personali appunto di Toti. Andiamo a vedere anche altre notizie e poi andremo a vedere qualche approfondimento su questo argomento. Intanto nel taglio centrale c'è un'intervista oggi a Baglioni, che dice: ero deciso a farmi prete ma mia madre me lo impedì. E poi la lite con De Gregori, la politica, insomma Baglioni si racconta in questa lunga intervista rilasciata al Corriere. Per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, Israele ora controlla il valico di Rafah, tregua, Stati Uniti ottimisti, e intanto Putin giura al quinto mandato. C'è una notizia di cronaca. Allora, il giudice stabilì il vizio di mente, ma poi quest'uomo prese la patente e uccise 2 donne. La strage al casello avvenuta nel 2023. Ecco, emerge questa però notizia. Nel 2018 gli era stata rilasciata la patente, anche se già nel 2016 un'altra perizia e una sentenza per rapina ne avevano sancito il totale vizio di mente, che non è stato comunicato alla motorizzazione. I paradossi della giustizia, di quello che insomma che avviene nel nostro paese. E allora andiamo a vedere invece questo terremoto in Liguria, soldi in cambio di favori, Toti ai domiciliari. Genova, accusa di corruzione anche per l'imprenditore Spinelli, che è stato anche presidente della Genoa e del Livorno, e poi l'ex capo dei porti Signorini. Il governatore dice: sono tranquillissimo. I numeri: 74.000 euro sono i soldi che secondo l'accusa Giovanni Toti avrebbe accettato dall'imprenditore della logistica Aldo Spinelli per trovare una soluzione per privatizzare una spiaggia. 15.000 invece sono i soldi che sempre da Spinelli avrebbe ricevuto Signorini, che è l'ex presidente dell'autorità portuale di Genova, a cui si contesta poi di aver accettato anche soggiorni in hotel di lusso, gioielli e altri regali, tra cui anche borse firmate. E poi le intercettazioni, ecco, sono buttato in barca da Aldo, facciamo la proroga così è tranquillo. Queste le parole appunto di Toti in queste intercettazioni, che poi dice: le spiagge libere, mettiamoci un piede dentro.
E poi c'è Nordio che interviene su questa inchiesta. Il ministro della giustizia dice perplessità sui tempi e Fratelli d'Italia non esclude le elezioni. Il PD vuole il voto e attacca invece il ministro. Lollobrigida, arresti clamorosi a 20 giorni dalle urne. Insomma, ritorna il tema della giustizia a orologeria che poi puntualmente nel nostro paese diciamo, viene fuori a pochi giorni, a poche settimane da una tornata elettorale importante. I dubbi sono legati in questa circostanza perché il provvedimento fosse pronto da diversi mesi e invece poi è diciamo, diventato esecutivo diciamo, a 30 giorni diciamo, dalle elezioni. E quindi qui vediamo appunto le reazioni. Nordio: sono stato PM per 40 anni e raramente ho chiesto provvedimenti cautelari dopo anni, appunto in riferimento a quello che dicevi tu. Lollobrigida, il ministro: queste lunghe indagini durano 3 anni, si concludono a 20 giorni dalle europee. Tajani: sono convinto che farà di tutto per dimostrare la propria innocenza, l'estraneità alle accuse. E poi c'è Deborah Serracchiani, quindi siamo dall'altra parte. Il PD: sconcertano le parole del ministro, sembrano quelle della difesa del presidente Toti. E Giuseppe Conte che dice è bene che ne tragga le conseguenze per tenere a riparo le istituzioni da quello che è un discredito. E poi lo smarrimento di Genova, ora tutto in discussione, parla il sindaco genovese Bucci, dice sopravviveremo, il sindaco evoca il crollo del ponte Morandi. La Stampa: Toti arrestato, Nordio contro i PM. Il presidente intercettato: so che siete bulldozer, portatemi i voti. Il ministro perplesso sui tempi della custodia cautelare. La Tangentopoli ligure attorno al grande affare del porto e ai supermercati Esselunga, ai domiciliari anche l'amministratore delegato di Iren Aldo Spinelli. Andiamo a vedere altre notizie in Medio Oriente, perché il no di Israele non esclude la tregua. E poi la guerra in Ucraina, la Russia ai piedi dello zar Vladimir che appunto si è insediato. Il dubbio: Toti, cronaca di un arresto puntualissimo. Anche qui si torna su questo tema, insomma, e anche sui rilievi del ministro Nordio. Il governatore ligure accusato di corruzione finisce ai domiciliari. L'indagine del dicembre scorso, ma scatta a un mese dalle elezioni. E poi anche il Tempo dice tutto come al solito, Toti ai domiciliari a 30 giorni dal voto. E rispunta Striano: terremoto giudiziario in Liguria, dopo 4 anni di indagini, gli arresti in campagna elettorale, Nordio perplesso, l'ombra del dossieraggio del finanziere appunto Striano. Andiamo a vedere un altro titolo, ecco la notizia: Toti arrestato per corruzione, dilaga la questione morale, ma le destre ripartono con la giustizia a orologeria, che è un po' appunto quello, il commento a caldo che è stato fatto nel centrodestra e come abbiamo visto anche dal ministro Nordio. La Nazione: Toti Gate sulle europee. Da ieri mattina il governatore della Liguria, gli arresti a casa, l'inchiesta su presunte tangenti, lui che dice sono tranquillissimo. La Repubblica: tangenti, crolla il sistema Toti. Il presidente della Regione Liguria è finito ai domiciliari con l'accusa di corruzione in un'indagine su concessioni portuali e finanziamenti elettorali. In carcere anche Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell'autorità, oggi AD di Iren, contestata al capo di gabinetto l'aggravante mafiosa. Il gelo di Palazzo Chigi sulle mancate dimissioni e Nordio appunto che critica i magistrati. E poi Repubblica fa un po' una fotografia di quella che è stata l'ascesa anche di Toti. È partito da giornalista molto vicino a Silvio Berlusconi, tra l'altro, fino ad arrivare poi a ricoprire il ruolo di governatore della Regione Liguria, da Delfino di Berlusconi all'uscita poi da Forza Italia per abbracciare invece il progetto del centro, quindi lui fa parte appunto di Noi Moderati.
Spinelli e il porto, ci dividiamo pani e pesci, e poi Maurizio Maggiani, lo scrittore, che dice hanno tolto la dignità alla città. Vediamo anche un'altra notizia in primo piano, cioè Zar Vladimir incoronato per la quinta volta, sempre più forti. Andiamo a vedere cosa è finito in questa inchiesta. Suite a Monte Carlo e favori alla mafia, lo scandalo Liguria, corruzione, arrestato Toti, voto di scambio con i clan e soldi anche da S. Lunga. I regali per favorire appunto gli affari, li vediamo qui, l'Hotel de Paris. A Signorini sono state offerte 42 notti in suite a Monte Carlo con massaggi ed extra per 42.000 euro. Poi tra i benefit da cliente del casino, serate a tema, concerti e finali di tennis. La Chanel, c'era anche una borsa del valore non quantificato per una donna tra i regali appunto fatti a Signorini. Il Cartier, il bracciale d'oro da 7.200 euro e pure uno smartwatch. E poi a Monte Carlo come a Las Vegas, tra i favori fondi a pioggia per un tavolo verde appunto al casino. Il sistema Toti per le elezioni era questo: vediamoci sul tuo yacht, ho bisogno di una mano. Il GIP dice il governatore ora ai domiciliari per reperire fondi mise la propria funzione a disposizione di interessi privati in 4 campagne elettorali. E questo insomma è quello, il racconto che oggi viene fatto sui giornali. E poi dicevamo il personaggio, l'uomo Mediaset che studiava da Delfino ma che tradì Berlusconi per sfondare al centro. A studio aperto Toti fu stagista, scrive Repubblica, raccomandato per poi diventare direttore. Nel 2014 la scalata in Forza Italia, sancita da una foto con il cavaliere sul balcone di una spa dove era per dimagrire, e poi appunto abbiamo visto la sua carriera politica. La reazione del governo, la freddezza di Meloni per le mancate dimissioni, e Nordio che invece critica i PM, come abbiamo già visto ampiamente. Poi c'è una notizia, l'ultima magari vediamo, che riguarda il governo, ma in questo caso con l'informazione, cioè si torna a parlare del caso Rai su tanti giornali, anche su Repubblica, il silenziatore su guai e gaffe di ministri e familiari, i diktat meloniani sui TG Rai che hanno fatto poi scoppiare questa bufera. Far fallire lo sciopero Usigrai è stato l'ultimo atto di una strategia, pressioni sulle redazioni dei direttori filogovernativi. Fra poco ne parliamo. Ne parliamo tra poco. Ci sono alcune, perché ha parlato anche una giornalista appunto di Rai News, ha detto tante notizie venivano raccontate in ritardo o non venivano raccontate diciamo in maniera corretta. Per esempio un caso è stato quando Lollobrigida, il ministro, fece fermare un treno per scendere. Ecco, la notizia venne data solo dopo molte ore, questo è il racconto di alcuni colleghi Rai. Poi le inchieste sulla Santanchè venivano minimizzate, quindi l'input era minimizzare i guai della ministra, e poi un caso nazionale di cui si parlò tanto, cioè il caso Gianbruno, silenzio totale sull'ex compagno della Premier. Questi alcuni casi appunto. Allora, grazie Emanuela, ci ritroveremo con te più avanti. Adesso noi facciamo una breve sosta, vediamo le previsioni meteo e poi il primo dei nostri temi da affrontare questa mattina. Partiremo proprio dal caso Rai. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il tempo sarà instabile sulle regioni meridionali, poiché la perturbazione che ha coinvolto il centro-nord scivolerà gradualmente verso sud. Sulle regioni centro-settentrionali invece il tempo sarà in parziale miglioramento, ma ancora in un contesto molto variabile. Sulla Sicilia condizioni di instabilità con tempo in peggioramento, piogge diffuse e rischio anche di qualche temporale. Le temperature massime saranno in conseguente calo, con valori infatti che si aggireranno intorno ai 17 e 18 gradi. Nel corso della giornata di giovedì ancora residua instabilità con fenomeni a macchia di leopardo, ma inizierà a farsi strada qualche timida schiarita. I venti saranno in rinforzo sulle coste meridionali, con mari qui infatti mossi, altrove soffieranno deboli a regime di brezza lungo le zone costiere, con mari in prevalenza calmi. Dettagli maggiori come sempre sull'app di Trebi Meteo.
racconto solo la Sicilia migliore e ve la racconto il sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia con Isola Verde, l'occasione migliore per conoscere i luoghi, le storie, le tradizioni, i personaggi, gli eventi di questa terra che non finirà mai di farci innamorare. E allora vi aspetto tutti a bordo di Isola Verde. Eccoci a Buongiorno Sicilia per il primo degli argomenti di oggi in programma, in scaletta. Parliamo del caos in Rai a proposito dello sciopero. O non sciopero, insomma a metà. Buongiorno intanto al collega Filippo Romeo, che è il segretario provinciale della Sostampa Sicilia e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Fra poco avremo in collegamento anche Daniele Macheda, segretario nazionale USIGRAI. Stiamo perfezionando il collegamento. Proprio qualche giorno fa, cioè lunedì, c'è stato, diciamo, questo cortocircuito, chiamiamolo così, in Rai perché alcuni telegiornali sono andati in onda, nel caso specifico il TG1 e anche il TG2, mentre non è andato in onda il TG3. Che cosa è successo? Per quello che ci puoi dire tu intanto, Filippo, poi lo chiederemo anche al collega Daniele Macheda. Buongiorno intanto e grazie di questa possibilità. Cerchiamo di fare chiarezza aspettando il collega dell'USIGRAI, il presidente dell'USIGRAI. Cosa è successo? In pratica c'è un nuovo sindacato interno alla RAI che è nato da poco tempo e è stato contro lo sciopero proclamato invece dall'USIGRAI. Sciopero che comunque ha registrato, ce lo dirà più avanti il collega, il 75% di adesione, quindi lo sciopero non è andato male, però a differenza di quanto accaduto negli anni passati quando i giornalisti RAI hanno scioperato con un'adesione diciamo unitaria, stavolta non c'è stata la compattezza nell'adesione. Noi come Federazione Nazionale della Stampa abbiamo condiviso le motivazioni di questa astensione dell'USIGRAI e proprio questa mattina la nostra segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa, Alessandra Costante, in Sicilia per 3 giorni si recherà a Palermo nella sede della RAI proprio per manifestare la vicinanza ai colleghi che proprio lunedì scorso hanno scioperato. Filippo, noi abbiamo letto fino a poco fa sulle testate nazionali, lo faceva prima Emanuela, di quanto accaduto, insomma una ricostruzione di quello che sarebbe accaduto nei mesi scorsi anche, che cosa è successo durante i telegiornali. Alcune notizie venivano, diciamo, ritardate nella messa in onda, nella trasmissione, altre invece in qualche modo venivano minimizzate. C'è questo tentativo, questa è la denuncia di USIGRAI, avremo spero presto il collegamento con Daniele Macheda. La denuncia è quella di un bavaglio, cioè di un volere, diciamo, di una censura, mettiamola così. Io non entro nel merito delle vicende RAI, lo farà il collega. Sicuramente quello che possiamo dire, Angelo e Eleonora, è che noi viviamo come categoria un brutto momento. Da più parti si cerca di censurare, mettere un bavaglio, ecco, forse il termine più esatto, alla stampa. Veniamo dalla legge Cartabia alla più recente decreto Costa, che vieta la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare ai giornalisti durante le indagini preliminari. Ecco, tutti aspetti che sicuramente celano un tentativo di impedirci di fare il nostro lavoro così come siamo stati abituati a farlo. Ricordiamo che il nostro è un servizio ai cittadini, noi abbiamo il dovere di garantire una corretta informazione ai cittadini e i cittadini hanno il diritto di essere informati correttamente, ma ciò può avvenire solo se siamo nelle condizioni di poter far ciò. In questi anni da più parti, quello che colpisce è che trasversalmente si è cercato di mettere questo bavaglio alla stampa, non c'è una parte politica più di un'altra che ha tentato questa strada, è stato un provvedimento trasversale, il decreto Costa approvato alla Camera e poi al Senato, si attende adesso che il governo che ha ricevuto la delega per modificare il codice di procedura penale e inserire questo divieto, poi diciamo, il gioco è stato fatto.
c'è anche un altro tassello che dovrebbe essere inserito nella riforma della giustizia, cioè il nodo sulle intercettazioni. Anche quello sarebbe un ulteriore tassello di questo quadro. Se oggi pensiamo, per esempio, che su tutte le prime pagine c'è lo scandalo in Liguria, ecco, se dovesse passare quella riforma non sapremmo perché tante persone vengono arrestate sostanzialmente. Ed è un diritto che a mio avviso dovrebbero avere anche le persone direttamente coinvolte, cioè chi viene coinvolto in un procedimento giudiziario è giusto che venga diffusa la notizia, è giusto che si sappia che quella persona, anche a garanzia dell'indagato stesso, altrimenti... ricordiamo che la nostra Costituzione garantisce, diciamo, fino al terzo grado di giudizio, sino a quando non è definitivo il giudizio, la persona si presume la essere presunzione di innocenza, quello, esattamente. Assolutamente. Ma però sulle accuse ci deve essere anche una trasparenza, nel senso che è giusto che si sappia. Assolutamente, è giusto che si sappia e che si venga a sapere che ci sia un procedimento in corso, salvo poi nei vari gradi di giudizio diffondere le corrette notizie, come tutti noi facciamo. Allora, in questo quadro, quello che è stato l'appello lanciato dal Presidente della Repubblica è un appello concreto, insomma, più volte nell'ultimo periodo, nelle ultime settimane c'è stato questo intervento, anche all'ONU il Presidente della Repubblica ha richiamato l'attenzione non soltanto in Italia, ma ha fatto un discorso, diciamo, globale su quella che è l'importanza della libertà della stampa, l'importanza di diffondere le notizie, di fare conoscere le notizie. Più volte il Presidente Mattarella ha lanciato questo appello, è stato vicino alla nostra categoria, anche per quanto riguarda il discorso dei contratti lavorativi. Ecco, ricordiamolo, questo è un aspetto fondamentale, una stampa è libera quando alle spalle ci sono giornalisti contrattualizzati, giornalisti che possono svolgere liberamente e con tranquillità anche economica il proprio lavoro. Purtroppo noi veniamo visti come una casta, come dei privilegiati, invece quello che non si sa è che il nostro sta diventando sempre un lavoro più povero, con alle spalle una crisi del mondo editoriale senza precedenti e un'incertezza sul futuro che preoccupa e non poco. Filippo, noi stiamo cercando sempre di metterci in contatto con il segretario nazionale di USIGRAI, che è Daniele Macheda, ma visto che sei qui ne approfittiamo. Tu hai accennato a quella che è la condizione in questo momento del lavoro giornalistico. C'è veramente una difficoltà anche nell'accesso alla professione, ma soprattutto poi a poter, diciamo, esercitare questo lavoro. Sono cambiate comunque. Il mestiere è cambiato, questo lavoro è cambiato, ci sono nuovi strumenti, ci sono nuove tecnologie, ci sono nuovi punti di vista. Quando si va, diciamo, a raccontare la notizia si fa con strumenti nuovi, quindi significa che ci si deve anche adeguare. Ci sono strumenti nuovi, ma i principi, diciamo, della nostra professione sono sempre gli stessi, le regole deontologiche non sono cambiate. Altro. Purtroppo i nuovi mezzi di comunicazione spesso non rispondono a queste regole, non hanno nessun codice che applicano, e questo ci richiama ad una maggiore responsabilità. Noi che siamo iscritti ad un albo professionale, noi continuiamo a svolgere il nostro lavoro utilizzando anche i nuovi mezzi, ma nel rispetto dei principi a cui facevo riferimento. Il problema del lavoro, sicuramente l'accesso alla professione è vincolato anche alla carenza di posti. Purtroppo è un lavoro che ancora affascina, io lo vedo incontrando anche tanti giovani che vorrebbero intraprendere questa professione. Di contro non ci sono più gli spazi. Le nuove tecnologie hanno ulteriormente peggiorato questa situazione, facendo venire meno diversi posti di lavoro. Quello che noi dobbiamo perseguire invece è un lavoro contrattualizzato, un lavoro remunerato per dare dignità al nostro lavoro. Filippo, siamo riusciti a recuperare telefonicamente però Daniele Macheda, non lo vediamo in video. Buongiorno al segretario nazionale di USIGRAI. Purtroppo arriviamo tardi, diciamo, al collegamento che era previsto 6-7 minuti fa. Buongiorno intanto, grazie di essere con noi a Buongiorno Sicilia. Buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato. Allora, con Filippo Romeo prima abbiamo affrontato chiaramente in maniera marginale quanto accaduto esattamente l'altro o ieri. C'è stato effettivamente questo tentativo di boicottaggio, è riuscito il boicottaggio, la posizione di USIGRAI rispetto allo sciopero proclamato per lunedì? Sì, fammi dire una cosa, collegandomi a quello che ho sentito prima, che stavo ascoltando. Questo lavoro, il lavoro del giornalismo,
affascina ancora, ma soprattutto è un lavoro che serve alla democrazia, ai cittadini, e serve che naturalmente condivide, come è stato detto prima, un giornalismo professionale al quale potersi riferire con certezza rispetto alle notizie che ai cittadini vengono diffuse. Quindi sapere che ci sono giornalisti che rispondono a regole deontologiche, a regole anche a norme di legge rispetto all'azione che danno è un punto di riferimento per i cittadini, e certamente nonostante i mezzi di informazione sono moltiplicati, le fonti sono moltiplicate, continua a essere necessario un giornalismo professionale. Dopodiché, se veniamo allo sciopero, il tentativo di boicottaggio, se così vogliamo chiamarlo, c'è stato, ma boicottare uno sciopero che tra le motivazioni principali è quello di richiamare esattamente alla libertà, all'indipendenza dell'informazione, è qualcosa che francamente di cui mi sfugge il motivo e la ragione, se non in qualche interesse che mi è difficile da catalogare. Io credo che la libertà, l'indipendenza dell'informazione sia oggi garanzia per i cittadini, prima ancora che per chi fa questo lavoro. Scusami, chiaramente noi qui non abbiamo la controparte, però vorrei leggere, perché così, insomma, per completezza, mi pare giusto, perché da parte dell'azienda c'è un comunicato, alcuna censura o bavaglio è stato messo sull'informazione, e si invita l'Usigrai a cessare di promuovere fake news. Questa è la posizione dell'azienda rispetto a quanto accaduto. Per completezza, perché noi qui non abbiamo la controparte, e quindi mi trovo nel difficile ruolo di bilanciare diciamo quanto accaduto. Semplicemente sì. Prego. No, poi chiudono ancora, hanno definito diciamo queste iniziative, o comunque il videomessaggio di Usigrai, perché c'è stato un videomessaggio anche dell'azienda, parole da la controreplica vostra, chiaramente parole da padroni della Ferriera. Così diciamo riassumiamo quello che è accaduto, però mi pare di poter dire che per un'azienda, per una la TV di Stato, questo tipo di schermaglie rispetto a un lavoro quotidiano che produce l'informazione RAI mi sembra, diciamo, come dire, si arrivi a beghe quasi, diciamo, non dico di condominio, però mi pare che i temi quelli sul tavolo sono molto più importanti. Anche perché la RAI, ricordiamolo, è un patrimonio di tutti. Esattamente, tutti quanti paghiamo il canone, insomma, tutti quanti contribuiamo ad avere un'informazione quanto più completa possibile. Non abbiamo moltissimo tempo. Qual è in questo momento la situazione in RAI con l'arrivo del nuovo diciamo, sindacato, Unirai? Prima ce n'era uno soltanto, che era Usigrai, adesso ci sono credo 400 forse colleghi, giornalisti iscritti a questo sindacato. Guarda, la situazione è esattamente quella di prima. In RAI ad oggi il sindacato che ha legittimità per sedere ai tavoli contrattuali è ancora Usigrai. Quando l'azienda ci dirà che ha riconosciuto questa agibilità sindacale anche all'Unirai, naturalmente ne prenderemo atto. Quindi la situazione al momento è questa. Dopodiché un'azienda che scrive che i giornalisti propagano fake news e fanno scioperi ideologici, si commenta da sola. Grazie allora a Daniele Macheda, segretario nazionale di Usigrai. Avremmo voluto avere più tempo, però purtroppo abbiamo avuto difficoltà stamattina con il collegamento in video. Alla fine siamo riusciti a recuperare attraverso la linea telefonica. È stato un piacere. Grazie. È stato un piacere stare con voi. Anche per noi. Ciao Daniele. Anche per noi una buona giornata. Grazie anche a Filippo Romeo, che è il segretario provinciale di Assostampa Sicilia e anche della Federazione Nazionale della Stampa. Ci dobbiamo fermare, noi corriamo la mattina, abbiamo altri temi da affrontare. Fra poco parleremo di una bella iniziativa, di una passeggiata in carrozzina, ne parleremo, qualcosa che riguarda diciamo la disabilità, e ci sono due ospiti che hanno creato un movimento molto molto importante. Ci vediamo fra pochissimo, restate con noi. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso parliamo di una passeggiata in carrozzina, lo facciamo con Giovanni Magni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Presidente della 7ª commissione del Comune di Catania. Nell'altro studio abbiamo in collegamento, li vedo già, Giuseppe Barone e Domenico Vinciguerra, buongiorno. Buongiorno a tutti.
Buongiorno ragazzi, voi siete i fondatori di Crazy on Wheels, esatto. se non dico male, giustissimo, sì, praticamente pazzi sulle ruote, sulla ruota, insomma sulle ruote in questo caso. Avete fatto una cosa carinissima voi, ce la raccontate subito, perché il vostro, grazie anche ai social, è diventato virale il messaggio che voi lanciate, un messaggio per abbattere quelle che sono le barriere che impediscono a chi vive in carrozzella di usufruire, di vivere la città, di godersi la città. La passeggiata la facciamo dopo, intanto parliamo di quello che avete fatto voi, che è un movimento che coinvolge tante persone. Ma noi abbiamo iniziato innanzitutto cercando di educare le persone a vederci in quello che erano i luoghi comuni, tipo la palestra, tipo una discoteca, qualsiasi cosa che potesse essere appunto un luogo comune. E poi ci siamo resi conto che oltre le barriere architettoniche e mentali c'era bisogno proprio di fare qualcosa nello specifico, quindi abbiamo contattato Giovanni e insieme abbiamo creato questo progetto per renderci conto di quelle che realmente sono le barriere a Catania. Dal vostro punto di vista, poi parleremo anche con diciamo, la parte istituzionale, chi vi sta comunque facendo da supporto, da partner, quanto Catania è indietro o se ha qualche speranza c'è per portare un aiuto a quanti vivono il vostro stesso problema? Sicuramente il nostro nome non è a caso, Crazy on Wheels. Noi ci siamo conosciuti più o meno 10 anni fa, abbiamo avuto entrambi un incidente stradale a 18 anni. Abbiamo deciso di fondare proprio Crazy on Wheels dopo 10 anni di esperienza in carrozzina, appunto. Crazy on Wheels perché pazzi su ruote. Io vengo da Niscemi, ho un paesino a 100 km da qui, Mimmo viene da Catania. Pazzi su ruote perché? Perché ci siamo adattati, non abbiamo aspettato che il mondo si adattasse a noi, ma abbiamo cercato di arrampicarci con i denti e con le unghie in mezzo alle difficoltà che si imbattono tutti i giorni. Catania, come un po' quello che è la Sicilia, sicuramente non ci aiuta in quello che è la nostra condizione. Ci sono tante barriere. Stamattina proprio riflettevo che ci sono tante barriere, ci sono barriere veramente semplici ed è facilissimo abbatterlo, come semplicemente mettendo anche una semplice rampa, no? Basterebbe anche un accorgimento prima di andare a fare quella struttura, anziché di mettere 2 scalini, non li mettere e fare una scivola, una rampa. Cioè, quando ci riguarda, tra virgolette, ci siamo adattati noi all'ambiente, pazzi perché abbiamo una buona autonomia che ci permette di arrampicarci e bypassare il problema, ma ci sono comunque tantissime persone che non godono della nostra autonomia, non godono della nostra stessa forza, del nostro stesso movimento, e quindi si imbattono in problemi che magari per noi sono facili, ma per loro diventano ancora più difficili, muovendosi con una carrozzina elettronica o comunque non avendo mobilità agli arti superiori. Allora, Giuseppe e Domenico, adesso con noi c'è Giovanni Magni, che assieme a voi ha organizzato questa passeggiata in carrozzina, una passeggiata particolare perché in qualche modo coinvolge le istituzioni e coinvolge le istituzioni regionali, coinvolge anche le istituzioni cittadine di Catania, perché domani in carrozzina il sindaco di Catania Enrico Trantino e il presidente dell'ARS Galvagno percorreranno un tratto di via Etnea per arrivare sino a Palazzo di Città. Quindi partiranno dalla sede della regione, siamo in via Etnea, sì. Constateranno, toccheranno con mano quali sono le difficoltà che vivono questi ragazzi, ma ce ne sono tantissime altre persone che ogni giorno sono costretti ad affrontare questi problemi. Molte volte si possono superare facilmente, ma altre volte diventa invivibile. Assolutamente sì, domani vedremo il mondo con un'altra prospettiva.
loro hanno accettato assolutamente con molto entusiasmo l'iniziativa sin da subito, e questo non è assolutamente una cosa scontata, perché non è mai stata fatta prima, e quindi vorrei ringraziare entrambi per la sensibilità che stanno dimostrando sul tema. Noi domani non è semplicemente un'iniziativa per andare a svegliare coscienze, domani è un'iniziativa anche per andare a vedere le criticità del centro storico. Noi parliamo sempre di volere una città europea, parliamo sempre di vedere una città, immaginiamo una Catania a Passo Duomo, immaginiamo Catania una città turistica, ma il centro storico ancora non è assolutamente pronto, ne siamo consapevoli, e insieme a Mimmo e insieme a Giuseppe stiamo iniziando un'iniziativa. Infatti abbiamo specificato, questa è la prima edizione, non è uno spot. Questa è la prima edizione che si andrà a ripetere durante il tempo e anche in altre parti della città. Noi andremo non solo a sensibilizzare domani, ma andremo a chiedere al Presidente della Regione, e lo diremo anche al Sindaco. Stiamo vedendo delle immagini che ci mostrano quali sono le difficoltà poi oggettive e quotidiane. Sì, questo è uno speciale sì, realizzato qualche tempo fa dal collega Luca Ciniberti. Noi andremo lì a notare, a evidenziare quali sono le criticità per andare a sistemare. Non andremo solo su Vietnea, gireremo, arriveremo, faremo anche un bel tratto, passeremo anche dalla pescheria, perché già con Giuseppe e con Mimmo appunto abbiamo fatto un sopralluogo. Devo dire che questa iniziativa, devo ringraziare io loro, perché mi hanno fatto scoprire un mondo che non conoscevo, la disabilità in un altro modo, quindi sono io a volerli ringraziare, perché mi onorano veramente la loro amicizia, non sono loro a dovermi ringraziare. Grazie a voi intanto per aver acceso ancora una volta questa lampadina, questo faro su quello che è un problema concreto, vero, serio. Non abbiamo moltissimo tempo perché la trasmissione va sempre di fretta, va sempre veloce, però un messaggio chiedo sia a Giuseppe che Mimmo da lanciare, non alle istituzioni, attenzione, in questo, perché domani saranno con voi e quindi li avrete vicini, parlerete, ma alla gente comune, a chi vi sta accanto, a chi ogni giorno, diciamo, vive insieme a voi la quotidianità. Da 2 anni noi mandiamo un solo messaggio, quello di sensibilizzare tutte quelle che sono le persone che ci vedono, quindi facendo noi già vi facciamo sapere che esiste una vita che è in carrozzina ed è vivibile, cioè si può fare qualsiasi cosa, basta soltanto che ognuno di noi sia sensibile alla situazione. Quindi magari, come dicevo prima, anziché di mettere la macchina nel posto dei disabili, non la mettere, magari se vedi una rampa non mettere la macchina, tutte cose che facilitano tutti quanti. Volevo sentire anche Giuseppe. Io per quanto mi riguarda ringrazio le istituzioni che si stanno mettendo in primis nei nostri panni, e sicuramente cambia il loro modo di vedere, cambia il loro modo di agire, perché molte volte non ci rendiamo conto non essendo nelle stesse condizioni, no? Noi quello che facciamo da 2 anni, come diceva Mimmo, con i nostri video, con la nostra quotidianità ogni giorno, andiamo a rompere, a smantellare, tutti quelli che sono gli schemi, no? Ognuno poi ha la sua idea, molte volte a primo impatto non si vede la persona, ma si va a vedere il problema, si va a vedere la sedia, si va a vedere l'intralcio, no? Quello che è il nostro messaggio è che prima di vedere la sedia, prima di vedere il problema, pensate che in quella sedia, in quella problematica, in quella circostanza c'è una persona, c'è una mente pensante, c'è appunto una persona, e non il problema o comunque un ausilio. Grazie Giuseppe Barone e Domenico Vinciguerra. Volevo chiudere con Giovanni Magni. Questa è la prima abbiamo anticipato, di una serie di iniziative, ma chi volesse in qualche modo darvi che ne so, supporto, non solo diciamo economico per realizzare delle cose, ma chi volesse in qualche modo entrare in contatto con voi, darvi supporto logistico, strumenti adeguati per poter realizzare determinate cose, può farlo in qualche modo? Assolutamente sì, così già è stato. Domani avremo un videomaker che ci ha contattato per aiutarci e poi raccontare la
la giornata. Si sono messi a disposizione il centro ortopedico siciliano che ha fornito le carrozzine, si sono messi in collaborazione anche delle associazioni culturali e territoriali, Crediamoci Catania e Credere nella Comunità. Chiunque voglia unirsi a una visione futuristica della nostra città è sempre ben accetto. Grazie a voi per essere stati questa mattina con noi. C'è ancora una breve sosta e poi torniamo di nuovo in studio. Stavolta parleremo di cinema. Eccoci di nuovo in studio per parlare di cinema, di arte. Lo facciamo con Clelia Parisi, una regista. Sì. Buongiorno, Buongiorno benvenuta, a voi, grazie buongiorno. di essere con noi. Tu sei siciliana, anche se comunque hai diciamo, la tua preparazione viene da fuori, perché la formazione è stata fatta fuori, però sei stata in qualche modo così fulminata, passatemi questo termine, da un'opera, da una scultura che si chiama Madre e Figlio, che si trova sotto il castello ad Aci Castello. Siamo praticamente alle porte quasi di Catania. Da lì è nata poi la scoperta di un artista sempre siciliano, Antonio Santacroce. Perché questa scultura, questa opera ti ha colpito? Intanto partiamo da qui. Dunque, io intanto giravo per un altro progetto, che è quello che avrei voluto fosse la mia opera prima, il mio film, diciamo il mio primo film che vorrei girare in Sicilia. Mentre ero lì trovo questa scultura, me ne innamoro e un amico mi dice: ma tu sai che l'artista di questa scultura è siciliano, è adottivo catanese, perché lui in realtà di origini è di Rosolini, però è innamorato di Catania, e allora voglio andare a conoscerlo. Quando conosco Antonio mi innamoro proprio della sua anima, è una persona fantastica, anche stiamo vedendo delle immagini molto, sì, è una persona che è passato veramente dal disegno alla pittura, alla scultura, cioè un'arte a 360 Ma non gradi. solo, cioè questa è diciamo, la sua carriera artistica, ma lui comincia nelle fabbriche, quindi mette insieme questa sua vocazione artistica con quella che poi è la necessità anche di dover vivere e sopravvivere, no? Sì, questo lo racconto anche nel docufilm Le stanze del sogno, che prende il nome proprio da una sua mostra importante. Ma Le stanze del sogno è anche una metafora in qualche modo? Sì, assolutamente. Questa è una domanda che mi hanno posto in tanti, è assolutamente così, cioè entro un po' in quella che è la sua vita, che è veramente quasi un sogno, perché tutto parte, ecco, lo vediamo Giovanni Vitale, che è questo bambino fantastico per la prima volta sullo schermo, che da piccolino scava il terreno delle zone di Noto, vede questi pezzi di vetro colorati e da lì capisce che lui vuole fare l'artista, perché sogna per tutta la vita di riuscire a entrare dentro questo andare giù sotto la terra quasi e scoprire tutto quello che ci sarebbe stato là sotto, e per tutta la sua vita, diciamo, si innamora dell'arte greca, dell'arte, di tutto quello che appartiene anche alla nostra terra, fondamentalmente. Ma ci sono delle tappe nella vita artistica di Antonio Santacroce? Sì, ci sono delle tappe. Hai focalizzato questi momenti? Si vede nel docufilm, viene raccontato? Assolutamente, infatti andiamo a raccontare in realtà i punti salienti, perché lo raccontiamo veramente in 15 minuti, però lui diciamo vive delle tappe fondamentali. Parte tutto da questo bimbo che scava il terreno, da adulto, nel docufilm è Marco Mazzullo, inizia a scoprire nuove forme d'arte, quindi oltre al disegno la pittura, la scultura, poi arriva in Svizzera e lì soffre moltissimo la mancanza della nostra terra, dei nostri colori, della nostra luce, perché poi tra l'altro finisce, come dici tu, in fabbrica, e lui lo chiama l'inferno, il purgatorio e il paradiso nel momento in cui andava a vedere le mostre, no? Che poi era il suo sogno. Dopodiché diventa insegnante, porta i suoi allievi a Firenze a vedere una mostra lì,
e lì rinasce ancora la sua arte, cioè lui veramente è un uomo che si rinnova continuamente, Antonio. Stiamo fantastico. scoprendo un personaggio, un artista che probabilmente dalle nostre parti non è forse conosciutissimo. E questo è il motivo per cui ho voluto Le stanze del sogno fortemente, perché veramente Antonio va conosciuto, è fantastico nella sua arte, nella sua anima, nella sua spiritualità anche. Accanto al personaggio, Sì. accanto all'artista Santa Croce, nel docufilm c'è anche una riscoperta della città di Catania. Assolutamente, tra l'altro molti critici che l'hanno visto, perché lo portammo a Cannes l'anno scorso, e moltissimi hanno detto finalmente oltre a la città del fuoco che è Catania scopriamo anche, ecco, la città dell'acqua, perché io vado cioè il suo sogno era quello di andare giù a Catania, giù sotto Catania, quindi E dove siete andati? siamo andati a girare alla Putia dell'Ostello giù, dove sono stati disponibilissimi, abbiamo ripreso la Menano e poi siamo stati anche sotto la cattedrale, sì. E quindi siamo riusciti a riprendere un po' questa parte di Catania che ci racconta la città dell'acqua, quindi questo sangue di Catania non è solo il fuoco ma è anche l'acqua. Chiaramente questa è una prima opera, diciamo di una certa importanza, sì, considerata sì, che è sì. stata poi portata a Cannes, senso. anche al Festival di Sì, Taormina. sì. L'ispirazione, quello che ti lascia le stanze del sogno, immagino avrà seminato qualcos'altro per una prossima opera. Assolutamente. Allora, intanto questo è un po' una mia visione di quella che è la Sicilia, che poi vorrei fosse anche appunto questo film che dicevo, Vita Mia, che riprenderà questa Sicilia, no? Questa Etna. Io amo molto il catanese, quindi, però in realtà c'è un primo film che abbiamo girato e questo però mi è stato commissionato fuori, in Romagna, dove però c'è tanta presenza siciliana, c'è tante maestranze siciliane che ho voluto vicino, anche attori. Una cosa voglio dire, se possibile, la colonna sonora delle stanze Perché del no? sogno, perché il maestro Salvatore Lovotico insieme a Luigi Mancinelli insomma mi hanno supportato in questo, e a fine docufilm c'è una colonna sonora totalmente originale scritta ad hoc sulla storia di Antonio Santa Croce, cantata da me e da Beppe Manno, e questa è una cosa, a breve uscirà Portami Lontano, che è questo pezzo che abbiamo dedicato ad Antonio. Speriamo possa portare Antonio molto lontano, portare anche te lontanissimo, Grazie. diciamo, per futuri successi. Grazie. Intanto grazie per essere stata questa mattina con noi a Aclei da Parisi. A voi. Ricordiamo le stanze del sogno, e noi ci fermiamo ancora, ci sono le pillole dell'almanacco e dopo parleremo di stelle, lo vedo già collegato in bassa frequenza, ci sarà con noi Marco Amato. A fra pochissimo, restate insieme a noi. L'8 maggio in tutto il mondo si festeggia il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce Rossa. La festività cade il giorno della nascita di Henry Dunant, considerato il fondatore dell'associazione. L'obiettivo della celebrazione di questa giornata, delle manifestazioni in piazza, è quello di avvicinare la cittadinanza al movimento della Croce Rossa e far conoscere quali sono i compiti svolti dai volontari. Sembrava impossibile raggiungere la vetta più alta del mondo senza bombole di ossigeno. Eppure l'8 maggio del 1978 l'alpinista altoatesino Reinhold Messner è riuscito per la prima volta ad arrivare sulla cima dell'Everest in condizioni fino a quel momento impensabili. Forse per questo qualcuno lo ha accusato di aver barato utilizzando di nascosto delle mini bombole. Avete mai pensato perché usiamo le bacchette per mangiare riso, noodles e sushi? Questa tradizione risale alla Cina della dinastia Shang. A causa di un boom demografico, i cibi venivano cucinati in piccoli pezzi per risparmiare risorse e velocizzare la cottura. Le bacchette, economiche e facili da usare, si affermarono come utensile principale.
Oggi sono diffuse in tutto il sud-est asiatico e realizzate in materiali come legno, bambù, metallo e plastica. Un utensile pratico che è anche simbolo di una ricca tradizione culturale. Bene, dall'almanacco adesso alle stelle, Marco Amato con la sua Tazzina immancabile tazzina. Questa è una tazzina, diciamo, con il sole, che oggi, diciamo, non c'è dalle nostre parti in Sicilia, oggi manca, però ce lo regala Marco con la sua tazzina. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi, buongiorno Manuela, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Stamattina un po' di sole. Sì, no, dico, a parte il sole, speriamo che torni presto. Sappiamo che tra oggi e domani ci sarà un po' di pioggia, che è importante che arrivi. Per i broccoli sì, un po' meno per l'umore. Stamattina però parliamo. Il mese delle rose. Sì, è il mese delle rose, il mese. Sì. Queste sono le rose che ha preso dal fioraio sotto casa, giusto Marco? Esattamente. Dove lui ogni giorno compra dei fiori. Siamo preparatissimi. Siamo preparatissimi. Apprezzo. Allora, come sempre, però dobbiamo correre. Stamattina vedo che ci occupiamo di cinema, di gossip, di beneficenza. Esatto, parliamo un po' di tutto, no? Allora sì, infatti vi volevo interessare del Met Gala, che è l'evento di beneficenza più importante indetto da Vogue in quel di New York al Museum di New York. Ebbene, è stata una kermesse assolutamente ricchissima, sfarzosa, soprattutto perché gli abiti sono tra i più stravaganti e originali, grandi film dell'alta moda, ma soprattutto una passerella assolutamente piena di grandi personalità elegantissime con questi abiti mozzafiato. Ebbene, anche l'Italia era presente con Damiano dei Maneskin, che ha sfoggiato un tight in trasparenza, come un po' ama giocare lui con le sue più o meno nudità, assolutamente elegantissimo. Tra l'altro era la prima apparizione, il primo debutto con la nuova fidanzata, questa bellissima ragazza di nome Dove, che assolutamente sembrava vestita come Flora di Botticelli, assolutamente soave. Un'altra bellezza incredibile era Zendaya, assolutamente con un abito colorato, mozzafiato, e la sua bellezza devastante che lascia tutti senza fiato. Proprio in maggio, il mese delle rose, il mese del toro, Damiano è Capricorno, Dove pure, la sua fidanzata, sono due Capricorno, e Zendaya è Vergine, tutti i segni di terra. Mi piaceva questa nota proprio perché la beneficenza, o comunque la capacità di dare, è tipica dei segni zodiacali della terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno. Oggi è un giorno speciale perché la luna è nuova e si compie negli ultimi gradi del Toro, quindi già tra stasera e domani passerà in Gemelli. La luna nuova è un bisogno di rinnovo e sono i segni di terra i principali protagonisti di questo beneficio. La luna tra l'altro è congiunta anche a Urano e a Giove, quindi assolutamente abbondanza e grande voglia di rinnovamento e di tirare fuori le cose un po' sottaciute. Ebbene, i terra in questo primeggeranno, ma anche gli acqua assolutamente, perché per regola zodiacale anche pesce e cancro beneficeranno moltissimo di questa luna. Un po' meno chiaramente lo Scorpione, proprio perché in opposizione, essendo in Toro. Cosa fanno i fuoco e gli aria? Il fuoco, Ariete e Leone, devono assolutamente disfarsi di una serie di cose che non gli stanno più bene. Leone e Acquario, tra l'altro, sono quelli che hanno questo aspetto in quadratura, quindi saranno i più eversivi nel creare nuovi escamotage e soprattutto a buttarsi alle spalle tutto ciò che non gli appartiene più. E detto questo, vi auguro una splendida giornata e un buon proseguimento. Grazie, a domani Marco. Allora, Emanuela, cosa abbiamo dai quotidiani? Allora,
abbiamo questa intervista a Claudio Baglioni sul Corriere della Sera, uno dei cantanti più amati da generazioni e generazioni, che però ha raccontato questo aneddoto: volevo farmi prete, ma mia madre me lo impedì, e possiamo dire per fortuna a questo punto. Ci ha anche regalato insomma 50 anni e passa di musica. Un repertorio veramente straordinario, evergreen. La lite con De Gregori a Venezia, Dalla mi salvò. E poi qui vediamo alcune foto appunto di Baglioni quando era giovanissimo, e poi il suo sodalizio artistico con Fabio Fazio, insomma, che è durato tanti anni, e qui lo vediamo invece com'è oggi. Berlusconi ha detto pure doveva venire a cantare da me e da Fazio in TV, poi all'ultimo ci diede buca, cioè Berlusconi andava a cantare appunto da lui e da non Fazio. era nuova, però il Cavaliere era simpatico, insomma, era un uomo anche di spettacolo, quindi amava anche tutte le forme di arte. E poi invece da Repubblica una notizia diversa, è una fotografia che fa l'Istat: rischio povertà ed esclusione per un italiano su 4, tra crisi e inflazione colpite più di 13 milioni di persone, in particolare al sud peggiora la condizione soprattutto delle famiglie numerose. E adesso andiamo indietro nel tempo. 8 maggio del 1886 il farmacista di Atlanta John Pemberton mette in commercio una sostanza contro il mal di testa che diventerà, lo state vedendo, l'essenza base della Coca-Cola, cioè la bevanda dal sapore inconfondibile che in meno di 10 anni conquistò tutta l'America. 2 anni dopo, nel 1898, a Torino si disputa in un'unica giornata il primo campionato di calcio di Serie A. Se lo aggiudica il Genoa, che supera in finale l'Internazionale di Torino. Il campionato viene organizzato dalla neonata Federazione Italiana Gioco Calcio. Passiamo all'8 maggio 1945. Stati Uniti, Inghilterra e Unione Sovietica annunciano la fine della Seconda Guerra Mondiale, il giorno dopo che la Germania ha firmato la resa incondizionata. Dopo l'annuncio, una folla enorme si riunisce a Londra, fuori da Buckingham Palace. E l'8 maggio del 1970 i Beatles, li stiamo vedendo, poco prima dello scioglimento del gruppo, pubblicano il singolo Let It Be, il loro ultimo album anche. La presenza ingombrante di Yoko Ono e i rancori personali portano ad una puntuale ed irrimediabile rottura. La stessa registrazione dell'album è portata a termine tra tanti, battibecchi. L'8 maggio 1978 Reinhold Messner è il primo a portare a termine la scalata dell'Everest senza l'ausilio dell'ossigeno, impresa da sempre considerata impossibile per l'uomo. 2 anni dopo mette a tacere la diceria che avesse usato delle mini bombole e ripete la scalata della parete nord in solitario. E l'8 maggio del 1948 nasce, lo vedete, a Milano il cantautore Mario Lavezzi. Nel corso della sua longeva carriera ha composto numerose canzoni di successo, tra cui È tutto un attimo per Anna Ox, Stella gemella di Eros Ramazzotti, e Luna Bussò, e poi anche In alto mare, che già sentiamo per Loredana Bertè. Proprio quest'ultima ebbe un grande successo, diventando uno dei brani più famosi di Loredana Bertè. Il disco raggiunse il picco dei singoli più venduti in Italia nel 1980 con oltre 200.000 copie, e il pezzo venne poi pubblicato anche per il mercato olandese. Stamattina chiudiamo con In alto mare, grazie ad Emanuela. Grazie Angelo. E domani mattina Buongiorno Sicilia torna puntuale. A voi tutti la buona giornata. A domani.